Siete già qui? Ciao a tutti! Allora, oggi faremo la seconda parte di decluttering insieme a una buona dose di skincare, come potete vedere. Mi sono detta, ma se la prima parte è stata così rilassante, perché non rendere anche la seconda bella rilassante, ma con un tocco di glam? E infatti oggi labbra rosse, l'altra volta labbra nude, oggi labbra rosse, e ho anche addirittura su, anche se mi sta un pochino stretta, la vestaglietta della prima notte di matrimonio, che non metto mai, quindi ho detto, ma per questi video così glam, no, da decluttering zen, rilassanti, ma perché no? Super glam, anche con qualche orecchino, con qualche accessorio, niente sul viso ovviamente perché sto facendo la maschera, infatti sto parlando anche quasi come un pupazzo da ventriloquo perché ho paura che mi vada ovunque. Ho messo su questa maschera che adesso vi dico anche qual è. Si chiama Cucumber Pure Essence Mask Sheet. Purtroppo, allora questa qui Olika credo che sia il brand coreano, la faccio vedere, facciamo prima, è questa, e me l'ha regalata My Beauty Routine quando ho fatto una masterclass di skincare a Roma. Una cosa che ci tenevo a dirvi, visto che ho sulla maschera, e così vi do anche qualche consiglio così skincare, intanto sto prendendo appunto il succo che rimane dentro la confezione. Io ho già fatto una passata in realtà, però la faccio ancora sul collo e décolleté, raga, non si butta niente di quello che c'è nella maschera. E altro trick sulle mani. Le mani fino ai polsi, così, che sono belle poi idratate, e siamo pronti anche per questo decluttering. Vado con il primo cassetto, correttori. Io ho scritto correttori and tools, forse ci mettevo anche tipo piegaciglia e altri strumenti, diciamo, per make up, però in realtà io poi vedo tutto tranne che i tools, vedo un macello allucinante. Allora, questa è carta, quindi semplicemente lo metto nella carta. Io qui giù ho una busta per la carta e per la plastica, così dopo butto direttamente. Comunque questi sono dei piccoli campioncini che non ho mai usato e direi che vanno buttati. Questi purtroppo vanno in discarica, quelli che non si possono differenziare bene, discarica, quindi via. Vabbè, campioncini di profumo. Dio, che buono questo adesso lo fotografo giusto perché mi piace tanto, e poi butto questo Studio Sculpt Concealer di questo in effetti non è molto vecchio, quindi lo tengo, ed è di MAC. Poi abbiamo dei vari correttori che non ho praticamente mai usato, come questo qua, Match Perfection di Rimmel, e non so che cosa fare. Forse l'ho usato, no, allora no, perché non lo vedo per niente bene. Active Light Pupa ho utilizzato qualche volta, non è la fine del mondo, però è abbastanza buono, ma in ogni caso sta da troppo tempo, sono decisamente passati 6 mesi, quindi via. Lock-It Concealer di Kat Von D, non ho nemmeno più idea di quanto tempo abbia, l'ho utilizzato pochissimo perché mi sono trovata male e perché era troppo secco, quindi a sto punto via. Pupa Cover Stick Concealer, nel colore non lo so, però comunque praticamente quasi mai utilizzato, non ce l'ho da tanto tempo, quindi non mi va di buttarlo, e magari se siete interessati ci posso fare una recensione, metto qua. Quelli non aperti non ve lo dico proprio, me li tengo. C'ho un botto di questi qua instant concealer di vari colori perché li li utilizzo anche per lavoro, li trovo veramente molto buoni questi qua anti-age. Lo sapete che impazzisco per questi correttori, se non lo sapete adesso lo sapete. I correttori Meisauda non hanno tanto tempo, sono molto validi, non hanno questa grandissima varietà di colorazioni, ma ce li teniamo. C'è una matita per le labbra qui dentro, non so come c'è finita questa di Essence, non mi fa impazzire, però per un look diciamo nude un po' anni 90 va bene, quindi la tengo e la metto nel cassettino dove stanno le matite, qui dietro. Vorrei far notare come ancora tutto in ordine dalla volta scorsa, cioè un miracolo. Anche questi altri qua di Meisauda Pro Light mi piacciono tantissimo, li uso tantissimo, non sono tanto vecchi, quindi vado a tenerli. E hanno anche un odore accettabile. Mi raccomando, controllate sempre l'odore, la scadenza non è mai fiscale, almeno per quanto mi riguarda, non mi assumo responsabilità per nessuno, però la scadenza non è mai fiscale. Benefit Boing Brightening Concealer, questo qua numero 2, era tipo un pesca, l'ho usato pochissimo, lo trovo valido, niente di particolarmente eccezionale, però insomma lo posso ancora utilizzare, è praticamente nuovo.
Questo qui MAC Pro con Longwear Concealer Cash Curls, questo qui è un po' particolarmente vecchiotto, quindi anche se non l'ho utilizzato tantissimo, per me va via. Weightless Complete Coverage Concealer di Urban Decay, questo qua devo dire mi sono trovata bene, ne ho un paio credo, ma li butterò entrambi perché hanno troppo tempo, però sono buoni, non è così coprente, ma insomma per un look naturale ci sta. Tipo, se avete familiarità con il correttore di Becca Cosmetics, che adesso mi sa che l'hanno tolto dalla produzione, quello di Aqua Luminous, questo qua è molto simile, quindi se voi ne cercate uno simile a quello, Urban Decay è questo qua, molto. Anche questo ha troppo tempo, Essence Stay Natural Concealer, ed è tra l'altro non mi sono mai trovata bene, veramente troppo liquido, non copre assolutamente niente. Allora, le palette di NYX, raga, io ce le ho da troppo tempo, non le utilizzo, non le ho ancora sterilizzate, però non mi va nemmeno di buttarle perché sono ancora buone, quindi le pulisco, le do via. Questo è un trick pazzesco, perché qui dentro io ci ho messo lo Chanticleer, perché mi ci trovo bene a lavare le spugnette per il fondotinta, quindi questo me lo portavo dietro me lo porto dietro quando lavoro. Lo so che può sembrare strano, però o questo o la saponetta di Marsiglia, e sono comunque Chanticleer, che comunque sono sapone di Marsiglia, mi trovo troppo bene a lavare sia i pennelli che le spugnette. Oddio, questo è mascara edizione limitata di MAC, utilizzato pochissime volte, e sapete perché me lo tengo? Non perché lo utilizzerò mai più, perché è vecchissimo, infatti ha un odore, oddio santo, pessimo, ma perché è da collezione, raga, Wonder Woman, quindi sta con me, e lo metto nel cassettino. Oddio, questo è quello degli occhi che vedremo tra pochissimo. Anche questo, guardate qua quanto si è separato, vedete quello di cui parlo quando dico del fatto della scadenza? Ecco, questo è proprio evidente, perché è andato proprio a male, quindi questo va via. Gloss di MAC, comprato da non tanto tempo, questi ne consumo tantissimo per lavoro, soprattutto editoriale, quindi tengo. NARS, questo qui è famosissimo, come si chiama? Già me lo sono scordato, Radiant Creamy Concealer, buono, però ho sbagliato una volta il colore, medium custard, l'ho utilizzato infatti pochissime volte, ma comunque troppo tempo via. Poi abbiamo dei glitter di The Body Shop, non so nemmeno perché, forse me li ha regalati qualcuno, mai utilizzati, e vedo di darli via perché onestamente io di glitter sono piena e non li utilizzo nemmeno così spesso, quindi li do via. Sigma, che cos'è? Brush shampoo e brush shampoo, mai utilizzati, quindi gli do una possibilità. Questi sono i famosissimi brush guard, praticamente sono dei cosini elastici che metti sopra i pennelli, se li vuoi tenere in forma, soprattutto dopo averli lavati, ce li mettete sopra, io così faccio in genere, soprattutto specialmente con i pennelli che ho paura che le setole si separano facilmente, e ce li metto sopra quando si devono lavare, sempre a testa in giù o comunque inclinati verso il basso, mi raccomando, i pennelli quando si lavano, e mantengono la loro forma, quindi non so se li vendono ancora in giro, però sono veramente buoni. Scatola di carta, Glossier Medium Light Concealer, non mi ricordo come si chiama, questo qua non lo vendo in Italia, comunque l'ho consumato parecchio, lo tengo ancora, è un pochino scurino per me, però in realtà mi toglie un po' il verde dentro gli occhi, quindi questo è ottimo per correggere più che per illuminare, e lo tengo. Scatolina vuota di solvente per le unghie, non so perché. Ecco dove era finito il golden beige di Nabla, lo tengo. Sciacquo e torno da voi. Voilà, questo è finito. Passiamo a questo. Allora, questo dovrebbe essere occhi e sopracciglia, e come al solito, raga, c'è di tutto. Qui c'è la palette di Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow per pelle media, e questa mi piace moltissimo, quindi la tengo ovviamente perché è nuovissima, tra l'altro mi hanno mandato il pacco PR qualche mese fa. Poi abbiamo un Fluid Line di MAC nel colore Siahi, che però lo vedo bello che secco, è andato, quindi via. Abbiamo gli eyeliner di Fenty Beauty che ho utilizzato pochissimo nella mia vita, quindi a prescindere da tutto, visto che costano, mi rifiuto di buttarli, ma comunque fatemi sentire l'odore. No, sono completamente a posto, quindi me li tengo. Mascara di Charlotte Tilbury, bello che è andato, non mi ha fatto impazzire, Legendary Lashes si chiama, è buono, però insomma ho trovato cose simili anche a prezzi minori, quindi comunque è passato tanto tempo, anche scaduto, cioè si vede
via. MAC Big Hill Brow Set, leggermente colorato, ma utilizzo pochissimo, ma comunque tengo perché vedete che è nuovo e praticamente non ce l'ho da tanto tempo, quindi è buono. L'altro smalto, raga, tra l'altro è uscito fuori, ma che è successo? È scoppiato qua, via. Gli eyeliner glitter di Urban Decay Heavy Metal, onestamente questi li tengo perché anche questi ho utilizzato pochissimo e quelle poco che li ho utilizzati mi sono piaciuti. Brow Gel di Essence, ragazzi mi dispiace ma non mi sono mai trovata bene, praticamente sto prodotto è trasparente, cioè lo utilizzi, non ha coprenza, non ha saturazione, non ha niente e niente, va via. Abbiamo Essence Casual Pencil, non la butto perché è una matita nera, può sempre servire, tra l'altro non è passato tanto tempo, addirittura 36 mesi, no, non sono passati, però ovviamente io non adoro Essence, almeno fino adesso non ho trovato grandissime cose. Una cosa che ho trovato ottima di Essence ovviamente sono il mascara Lash Princess, che è tra i migliori a basso prezzo, a basso costo, e l'ultima palette che ha fatto, che mi pare si chiama The Witch Side, se volete dateci un'occhiata perché è veramente ottima. NYX Epic Line, questo qua marrone, utilizzato pochissime volte, molto buono, l'Epic Ink Liner di NYX, nero o marrone che sia, molto buono, quindi teniamo. Matita verde di NYX di Neve Cosmetics, non l'ho quasi mai utilizzata, però qualcosa mi dice che me la devo tenere, non so perché. Vivid Brights Violet di NYX, è uno dei Vivid Brights che mi piace di più, ma ormai è secco ed è bello che è andato, quindi via. Questo lo tengo ancora perché è simpatico, mai utilizzato, blu, magari ci faccio qualcosa di carino. Questa è una base occhi, raga, voi sapete che io non utilizzo base occhi, questo non l'ho mai aperto, quindi lo tengo e lo do via. Stessa cosa per il primer di glitter, perché io ci metto semplicemente qualcosa di appiccicoso. Io con tutta questa questione di primer non mi ci sono mai trovata bene, quindi porto via. C'è finito anche un correttore Hourglass, è un correttore, no, è un mascara, mai utilizzato, oh mio Dio, questo lo tengo, lo utilizzo, vi faccio sapere cosa ne penso. Vivid Bright verde, questo in realtà io non lo utilizzo, cioè, tra l'altro sta sto verde spento pisello che non lo so, non è che mi faccia impazzire, via. Tutti i Days Liner di Nabla sono molto carini, solo che non mi trovo ad utilizzarli spesso, quindi li do via. NYX Jumbo Eye Pencil, praticamente questi sono tutti mai aperti, quindi li tengo perché sono sti colori strani che possono servirmi per qualche look particolare. Un mascara dell'anteguerra, il mascara della vergogna, tra l'altro azzurro, guardate questo scovolino, cioè da buttare sicuro 100-100. Urban Decay Perversion Mascara, c'ha troppo tempo, consumato, sì, buono, sì, niente di straordinario, comunque finito. Di eyeliner di Mina, questo brand che vi dicevo non ci sta più a Milano, mai utilizzato questo qua, però non ha un buon odore, quindi mi dispiace, lascia questa casa. Gilded Brow Tint, questo qua è tipo una tinta per sopracciglia un po' glitterina, no? Per fare ovviamente dei look particolari, quindi lo tengo con me. Tattoo Brow Long Lasting di Maybelline, mai piaciuto, l'ho provato, doveva tenere su 3 giorni, è durato un po' meno, ma comunque ha un colore tipo arancio su di me, quindi non ha funzionato. Ciao! 2 matite gialle, raga, di MAC, una senza tappo, non so perché, comunque io di tappi sono piena. Praticamente da qualche parte, non so bene dove, ho un astuccino solo con tutti i tappi che trovo per casa, perché dico poi capiterà che trovo le matite senza tappo, questo è il caso. Secondo voi mi ricordo che ho messo l'astuccio con i tappi? No, però lo troverò e ce lo metterò. Questo lo usavo, infatti ce ne ho 2 perché li usavo tantissimo per i look strani, tipo anche, che ne so, look da gatto ad Halloween, anche solo, no? Come matita interno occhi, pazzesco, con le lenti a contatto tipo effetto. A un certo punto si è spenta la camera, non so perché. E poi c'è questo stamp liner di The Body Shop che mi è stato regalato e che tengo perché di qua praticamente c'è una stellina a forma di stampo, quindi ci posso fare qualcosa di simpatico, e dall'altra parte l'eyeliner normale. Abbiamo altro mascara di Marc Jacobs, buono, ma onestamente no, non vale i soldi che ho speso, quindi a parte che è passato pure tanto tempo lo butto a prescindere, però ve lo dico con il cuore, evitate. Questo è sempre perché per professionalità tolgo sempre tutti i brand, quindi ci metto sopra lo scotch nero, perché quando stai in alcuni ambienti non puoi mostrare i brand. Comunque questo qua è NYX For Whites colore vanilla, già solo che si chiama vanilla me lo tengo, ma comunque non è andato a male, ultimamente ho utilizzato anche quelli di colori diversi, quindi ci sta che lo tengo. Mina, questo qua è un casual molto particolare, l'ho utilizzato poche volte, però è talmente valido che non me la sento di buttarlo perché può essere utile. Allora ragazzi, su questa c'è da dire una cosa, super
Shock Gel Eyeliner di Avon. Io un tempo mi ero fissata e vi dico, questa matita slash gel eyeliner è veramente pazzesca, sembra un casual di quelli veramente arabi, per dire, perché ho una mia amica che mi ha portato un eyeliner dai paesi del Medio Oriente ed è un casual veramente perfetto. Questa qua era molto simile, per cui mi ricordo che un giorno, qualche anno fa, su eBay ho fatto la scorta di questi Avon gel eyeliner perché sapevo che stavano per finire, che non li producevano più e cose del genere, e da allora li ho consumati praticamente quasi tutti, solo che questo adesso va via perché è secco, dopo un po' non scrive più. Però se insisto, giusto per farvi capire quanto è nero, cioè raga, quanto è nero e quanto è forte. Ora questo ormai non si può utilizzare più, lo devo buttare, però ci stiamo rendendo conto di quello che vi sto dicendo. Ancora oggi secondo me è uno degli eyeliner in gel più validi, non so nemmeno se lo vendono più, ma se lo vendono onestamente lo ricomprerò, però questo va via. Questa stessa cosa di prima, Faux White. No, te non ti voglio buttare, non ti sei suicidato il Faux White di l'eyeliner di NYX, raga. Qui dietro abbiamo un acqua shade, attenzione, questo qua è stato mozzicato da Vanilla. Che Vanilla ogni tanto si trova queste cose. Questo è molto bello, ma ormai è passato troppo tempo e lo vedo proprio di dubbio gusto. Altri tappetti, vedete cosa vi dico? Tutti tappi qua. Pulisco e torno da voi. Mi sono un attimo dimenticata di filmare mentre mettevo le cose dentro, però voilà, les jeux sont faits. Non so nemmeno cosa ho detto in francese, però sento sempre questa frase, quindi boh, l'ho detta. Come potete vedere sono rimasti praticamente pochissimi mascara, di cui uno da collezione, infatti lo metto dietro e nient'altro, via. Allora, più giù ho due sezioni di rossetti, liquidi e cremosi, però quelli mi sento di fare una sezione a parte perché è un argomento veramente vasto quello dei rossetti, quindi adesso vi vado a fare l'ultimo cassetto, che è quello della skincare. Eccolo qua. Un macello allucinante. Allora, io innanzitutto tolgo tutto, perché tanto qua sono quasi sicuramente sicura, però mai dire mai, che è veramente tutto skincare. No raga, non me la sento, perché ho iniziato a vedere che ci sono anche altre cose al di fuori della skincare, quindi tolgo e vi dico, perché così sennò diventa impossibile. Herborist Silky All Day Moisturizing Facial Fluid è una crema idratante, appunto come dice silky, quindi vellutatina, ed è molto buona per le pelli impure, grasse, tendenzialmente grasse o miste. Questa qua la uso appunto su tutti i tipi di pelle impura e mi trovo veramente molto bene a lavorarci, solo che questa mi sa che è finita, infatti non capisco perché la tengo. Quindi via. Poi contenitore vuoto di Prep and Prime, esattamente come per l'altra volta per la cipria. Quando finisce uno di questi contenitori io li sciacquo bene e li tengo da parte se mai dovessi metterci qualche altro fluido dentro, e penso che sia molto valida come soluzione, quindi questo ovviamente tengo. Poi qui abbiamo spray lo spray per i pennelli, vedi, per pulire i pennelli, elimina le impurità. Ok, questo lo teniamo. Ah sì, l'ho utilizzato qualche volta, raga. Non è sto granché, però tipo su di me, su me stessa, se devo pulire velocemente i pennelli o se devo fare un cambio di prodotto, può essere utile, ma non è che purifica e pulisce veramente così bene, però lo teniamo. Poi qui dentro c'è una crema che non so nemmeno più, body cream, però io sinceramente non la vedo bene e non la voglio manco aprire, raga, via. Kiehl's Turmeric Cranberry Seed Energizing Radiance, ma perché sti titoli lunghi? Io non li capirò mai. Niente, andata, secca, l'ho utilizzata un po', ma via. Questo è molto utile da portare per lavoro, quando appunto dovete fare una bag per viaggio, dove se dovete toccare una sposa e non volete portare l'impossibile da casa. Va bene sia diciamo per i professionisti da portare nel kit, sia per chi per esempio va in viaggio. Quindi Aven, acqua termale, a me questa piace tantissimo, quindi appena trovo un'offerta la prendo, e la prendo sempre tipo il pack grande, la bottiglia grande con quella piccola insieme, che hanno l'offerta, quindi per quello me la trovo ed è carina, quindi tengo. Poi l'acqua termale, raga, non scade mai. Skin Food non aperta di Veleda, questa qui è una crema molto ricca e la utilizzo veramente in piccolissime quantità per lavoro su pelli che sono secche, oppure tipo come una maschera, la metti la sera, la togli la mattina, molto buona. Questa non aperta ovviamente tengo. Elizabeth Arden e Tower Cream, questa addirittura è la vecchia confezione, non so più quanto tempo abbia, 36 mesi sono tanti, comunque
L'odore è sempre lo stesso, però onestamente non mi fido, quindi la tengo via, la butto via. Glam Glow Gravity Mood Firming Treatment, questo qua mi piaceva, mi ricordo, non so però se è ancora, oddio raga, si è pure separata, orrore, via, no, io con la skincare proprio non scherzo, su questo non transigo proprio, onestamente. Che cos'è questo? Ah, adesivo aloe vera. Ok, dovrò studiarmi questo prodotto perché non so da dove esce. M Cosmetics una volta mi ha inviato un pacco, sicuramente verrà da là, però devo capire cos'è prima di buttarlo, che quindi lo tengo. Pupil Blush Lip Balm, questo mi piace moltissimo per un look diciamo primaverile o quando volete stare fresche. Questo qua funziona sia da blush che da lip balm ed è un prodotto che si trova da Nature Stories. Onestamente non so se lo fanno più, però 12 mesi, boh, forse saranno passati, ma mamma che buon profumo, no, l'odore è ottimo, ecco in questo caso tengo. Clarins Balm Anti-Rid, vabbè raga, Extra Firming Eye Wrinkle, mai aperta, è un campioncino, questa magari la posso dare a mamma, ecco questa sì. Questo è lo stesso di prima e l'altro colore ve lo faccio vedere che ho, un po' più vinaccia, questo è più autunnale, molto bello. Allora, Floor Mix Flower Infusion Face Oil, questo l'ho utilizzato qualche volta, infatti non è proprio strapieno, ve lo posso assicurare che basta una goccia ed è molto buono, però non mi trovo ad utilizzarlo così tanto raga, quindi questo lo do via. Questa la vogliamo aprire? Vogliamo proprio aprirla? Apriamola. Oddio, se pure incollato, oh mio dio, non sembra male però no raga, io sulla skincare non ce la faccio. Via. Allora, crema idratante super idratante anti-inquinamento, non l'ho mai utilizzata come si vede, quindi questa vorrei iniziare a provarla e vedere com'è. Queste qua sicuramente le utilizzerò su persone, diciamo, per lavoro, perché è skin balance, quindi è sicuramente per chi ha una pelle impura, infatti c'è scritto opacizzante, anti-imperfezioni, non è il mio caso, quindi la utilizzerò per lavoro e vedrò com'è. NARS Makeup Removing Water, questa qua è tipo Bioderma, non è buona come quella Bioderma, però ci può sta, visto che c'è la finisco. Un contenitore a caso di 4 stagioni qua dentro, va bene, tutto a posto. Maschere, altre maschere non aperte, queste le tengo tutte via perché le utilizzo. Questa esiste perché io sono caduta vittima di un ottimo marketing, infatti avrà tantissimo tempo. Praticamente mi vedevo la pubblicità di questa Firming Stick, è uno stick, una crema in stick che servirebbe ad alzare il volto e a farti l'effetto appunto lifting. Non so nemmeno come cacchio sono riuscita ad aprirla, a parte che è bella che è andata perché è diventata gialla con delle bollicine strane sopra che oh mio dio che cacchio è, ma raga ovviamente inutile dirvi che non funzionava e ci avrò speso qualcosa come 30 euro, vabbè. Sono quegli acquisti inutili che penso capitano a tutti, trappole, oddio, ma ti pare che non mi cadeva la roba a me? Va bene, comunque questo è da buttare, sta lanciando un odore brutto comunque già da là, io sto lontana col naso, quindi figuriamoci. Il pacchetto di Instant Anti Face Lift e Neck Lift, io queste cose le adoro raga, sono questi cerotti tiranti che utilizzo per fare dei look particolari, Halloween, queste cose qua, e le adoro. Adoro anche queste immagini tipo stile anni 70 che chissà da quanto tempo veramente girano, adorabile, ma comunque sì, si mettono anche dietro le parrucche, è una cosa molto interessante, molto, molto sfiziosa. Sto coso comunque non mi serve, quindi lo butto. Tappi per le orecchie, questi non sono gli unici che ho, ma comunque li tengo. Poi, allora, queste palline bianche che vedete sparse sono delle maschere viso, che ovviamente ormai sono fottute perché sono sporche, però queste qua praticamente vanno imbevute dentro un tonico, un'acqua insomma idratante, si allargano e diventano esattamente come la maschera che ho io addosso, tipo questa qua. Quindi e sono molto comode proprio da viaggio, sempre per pro, oppure appunto da viaggio per qualunque persona, insomma non per forza professionisti. Comunque adesso li butto perché ovviamente indecenti così. Sono ovviamente uscite dalla loro confezione che è questa. Una mucchina, io ho la mucchina ovunque, ovviamente può servire. Svariati lip balm di Mulac, non so nemmeno se sono, no, sono nuovi. Sono nuovi. E li regalo, sì, decisamente li do via.
Oddio, ho trovato la mia pinzettina minuscola, questa è di Benefit. Madonna, raga, questa per i peli no, la devo dire sta cosa. Infinitamente, forse è meglio, piccoli, è perfetta. Infatti la cercavo, guarda che carina, cioè è troppo bellina. Da una pulita qua dentro che non mi suona proprio bene e torno a mettere in ordine. Onestamente di questi campioncini, soprattutto di Mulak, ne ho tantissimi, quindi anche questi li do via che non ce la faccio più. Pennelli che possono sempre servire per stendere maschere, quindi li tengo. Anche questo decluttering è finito, mi raccomando, mi piace puntualizzare ancora una volta che cerchiamo di evitare gli sprechi, quindi cerchiamo di comprare le cose per cui veramente andiamo pazzi. Non vi sto dicendo di non fare shopping, io adoro fare shopping. È ovvio che se c'è la novità che ci attira così va benissimo, però non lo so, non voglio fare la maestrina, attenzione, questo è solo un suggerimento, diciamo, generale. È un consiglio che do tranquillamente anche ai professionisti. Compriamo le cose di cui necessitiamo, anzi, soprattutto i professionisti, perché noi possiamo giocare con qualsiasi colore abbiamo sotto mano, ci bastano i colori primari, possiamo fare veramente tutto. Io adesso vado a togliere le maschere, sto cercando di evitare che vada sul rossetto in tutti i casi, ma speriamo che ci sono riuscita. Vado a togliere la maschera perché sono già passati i 20 minuti, spero che questo decluttering vi sia piaciuto, mi raccomando commentate, mettete like, condividete, così mi fate sapere che insomma avete amato anche questa seconda parte, chissà che non arrivi una terza parte, vi subite ancora una volta nel mio decluttering una terza parte se vi fa piacere. Seguitemi anche su Instagram perché lì metto aggiornamenti ancora più velocemente, ancora più frequentemente che su YouTube. Attivate la campanella, mi sembra di aver detto tutto, oddio mi sto stressando, niente, ci vediamo alla prossima, vi mando un bacio grande. Ciao! I lavori ci mancavano, no? L'altra volta era... certo, l'altra volta erano le campane, stavolta i lavori. Questo è uno dei pochi mascara non ce la faccio. Io devo pubblicare oggi, non ce la faccio.